Il Movimento 5 Stelle si confronta con la base. A Staranzano un incontro pubblico con i portavoce regionali per un resoconto sulla prima fase di questa legislatura, ma tra i temi toccati c'erano anche i possibili risvolti della condanna a Silvio Berlusconi. Walter Scherk. Nel dibattito è in evidenza soprattutto la questione del costo della politica, con la capogruppo Elena Bianchi che ha evidenziato come i consiglieri grillini versano buona parte dello stipendio nel Fondo per lo Sviluppo. In Regione ci sembra di essere l'unica vera forza di opposizione reale. Fino adesso abbiamo visto che tutti i provvedimenti che sono stati passati sono passati a larghissima maggioranza. Il voto contrario sui costi della politica era l'unico, quello del Movimento 5 Stelle, e così anche per quanto riguarda gli altri provvedimenti. Possibili confluenze con il centro-sinistra di Deborah Serracchiani potrebbero concretizzarsi sul reddito di cittadinanza. Questo è un impegno che si è presa la Giunta anche con noi, pur dovendo bocciare il nostro ordine del giorno giovedì, però dal prossimo autunno sicuramente si tornerà a parlare anche del reddito di cittadinanza. In evidenza anche salute e ambiente. Ilaria Dalzovo in Regione è intervenuta più volte sulla centrale A2A di Monfalcone. Non si può puntare ad un nuovo progetto a carbone, ad un nuovo gruppo a carbone, perché il carbone è una fonte fossile e altamente inquinante sia per il territorio che per i cittadini, per la salute dei cittadini soprattutto. Andrea Ussai ha evidenziato il pericolo che l'intervento del gruppo Arvedi possa bloccare la riqualificazione della ferriera di Servola a Trieste. Noi vogliamo un programma preciso di riconversione di tutta l'area. Lì non si deve più fare siderurgia a 100 metri dalle case. I grillini propongono alla politica regionale di abbandonare gli antichi sentieri. Ha fatto scalpore l'intervento di Eleonora Frattolin sull'insegnamento del friulano a scuole. Teniamo che il friulano come lingua vada salvaguardata, ma non inserendola come materia curricolare nell'orario scolastico, e quindi abbiamo voluto focalizzare l'attenzione del Consiglio su una problematica molto sentita nella nostra regione, che è il sostegno degli alunni disabili nella scuola.